convegno ecologista in Arzignano, partendo ancora una volta dalla contaminazione da FAS. È fortemente presente in vari settori del territorio la presenza delle associazioni e dei comitati impegnati contro le cause e gli effetti della grande contaminazione. Oltre al sostegno al processo Miteni, la questione PFAS emerge un po' dappertutto. Le analisi sulle uova portate dai comitati contro l'inceneritore di Fusina sono un esempio di come una lotta che riguarda il trattamento dei rifiuti coinvolga anche il settore alimentare. La scoperta di una grande presenza di FAS a Castelgomberto, fuori dall'ambito della falda inquinata da Miteni, investe l'inappropriatezza dei materiali usati nella costruzione della superstrada pedemontana. Quindi è qualcosa che investe tanti settori della vita civile. Le falde inquinate del fiume Redrone costituiscono uno dei tanti fattori critici del percorso del TAV a Vicenza. L'iniziativa del Comune di Arzignano di Acque del Chiampo, su proposta di CILS, di fornire acqua minerale alle scuole della città e rendere gratuito l'accesso alle casette del sindaco, dove l'acqua è filtrata, rispondono alla manchevolezza della Regione nel campo della prevenzione. L'inquinamento del Frattagorzone è un caso di grande rilevanza dove i FAS svolgono un ruolo primario, considerando che le acque del fiume vengono usate per irrigare i campi di una vastissima area del territorio di 4 province del Veneto e finiscono in parte in laguna, dove tra l'altro si coltivano i mitili. Le ricerche dell'Università di Padova su alcune colture di Creazzo e l'indagine epidemiologica di ISDE sui danni agli apparati riproduttivi dei giovani, abbiamo qui il dottor Francesco Bertola che poi ci spiegherà bene questa indagine epidemiologica molto importante. Anche questa denuncia, comunque, questa ricerca fatta dall'ISDE, il fatto che la Regione di ricerche epidemiologiche non ne ha fatta nemmeno una in 10 anni dal momento della cosiddetta scoperta, perché poi scoperta non era proprio quella. Comunque potremmo andare anche oltre, perché infinita è la lista di una contaminazione che non fu contrastata e che non viene contrastata nemmeno adesso. A 10 anni di distanza dalla scoperta del disastro si constata l'assenza di misure di prevenzione della contaminazione e dei suoi effetti. Si constata l'assenza di un piano organico che, oltre a prendere in seria considerazione la salute dei cittadini, attui un risanamento del territorio devastato. Elenchiamo qui in estrema sintesi alcuni dei punti fondamentali del programma di prevenzione da noi richiesto da anni, un programma che abbiamo chiesto anche spesso allo stesso Dipartimento di Prevenzione. Abbiamo chiesto formare il personale medico e ospedaliero. Finora non è stato fatto. Formare il personale dei consultori familiari per un'educazione alla procreazione nella terra delle FAS. Mai fatto. Consentire ai medici la prescrizione gratuita degli esami per il controllo della presenza del FAS nelle persone a rischio, monitoraggi e altro, vietato. Effettuare il controllo propedeutico delle FAS nelle donne gravide, nei bambini alla nascita e all'accesso della scuola primaria, fondamentale per prevenire tutte le complicazioni e le patologie derivate dalla contaminazione del FAS, soprattutto durante la gravidanza. Medicina del lavoro. Controllare la presenza di FAS su tutti gli addetti che fanno le lavorazioni a rischio. Non si fa, come se la Miteni non ci fosse mai stato e nella Miteni non ci fossero stati gli operai contaminati dalle FAS. Ancora questo non si fa. Gli operai che lavorano nelle concerie, che lavorano nelle cartiere, che lavorano al depuratore non vengono controllati da questo punto di vista. Tutelare dalle epidemie e le persone che sono portatori di alti livelli di FAS, perché si è dimostrato che nell'area rossa durante l'epidemia di Covid abbiamo avuto un numero di morti maggiore rispetto al resto del Veneto e quindi questa popolazione ipercontaminata che va seguita e vanno controllate le persone che vivono nelle aree adiacenti. Distribuire materiale informativo alla popolazione per la prevenzione in generale, figurarsi.
Distribuire, più si nasconde la cosa, meglio è per la Regione. Distribuire in tutte le scuole materiale informativo per la prevenzione. Garantire il più possibile una alimentazione priva di PFAS. Come possiamo fare per far mangiare a una donna in gravidanza della roba che non contenga PFAS, sapendo quanto sia importante una dieta non contaminata? Bene, lo accennava adesso il nostro assessore. Finalmente abbiamo trovato un gruppo di produttori che provengono da zone sicuramente indenni, vengono da Nogarole, da Recoaro, da Posina, eccetera, dove ci sono delle meravigliose acque. Ebbene, e poi sono tutti quanti agricoltori che ci tengono, e probabilmente riusciremo finalmente a realizzare il primo mercato contadino zero FAS ad Arzignano, il primo del Veneto, e speriamo che abbia poi dei seguiti. Continuando sulle cose che noi abbiamo chiesto di controllare i prodotti agroalimentari, controllare gli allevamenti e i prodotti derivati, garantire ovunque ce ne sia bisogno. Avete trovato il FAS nelle uova a Mira, quindi gli allevamenti erano, va bene, dei pollai privati, ma non vuol dire vanno controllati, perché negli allevamenti anche c'è la situazione ancora peggiore, perché non sappiamo da dove arrivano i mangimi, e anche i mangimi vanno controllati. Qui non si controlla niente, come se non fosse successo niente. Chiediamo il controllo di tutti i pozzi del Veneto, Evitare l'irrigazione dei campi con acque contaminate. Dovrebbe essere vietato, ma c'è tutta la zona di 4 province dove l'unica acqua che viene data è quella del Frattagorzone, e quella che viene dai pozzi c'ha quantità di PFAS altissime. Non bruciare i fanghi contenenti FAS, diciamolo agli amici di Venezia che stanno lottando contro la seconda linea, e anche Padova che lotta contro la quarta linea. Bonificare le colture danneggiate. Risarcire gli agricoltori, questo è il minimo. E infine, visto che queste sono misure di contrasto, aderire alla campagna per il bando dei PFAS. Mi piacerebbe sentire Zaia, il quale dichiara pubblicamente: la Regione Veneto aderisce alla campagna contro la produzione e la diffusione delle PFAS. Sarebbe un miracolo, gli batterei le mani, ma non lo fa. Accenniamo alla mancata costituzione di un team di esperti, come si sarebbe dovuto fare, che avrebbe dovuto programmare il risanamento del territorio, il censimento degli scarichi aziendali. Il censimento degli scarichi aziendali non si è fatto, non si fa. Il censimento dei pozzi, la bonifica dei corsi d'acqua, la sperimentazione scientifica di nuove culture con risparmio d'acqua orientate al cambiamento climatico. Ci voleva un team di agronomi, di biologi, di esperti, ma la Regione queste cose non le fa la pista da bob, fa altre cose. La revisione della pratica degli allevamenti, perché anche lì bisogna intervenire, lo sappiamo benissimo. Adesso c'è la peste suina che sta invadendo anche le grandi province del Veneto, e poi abbiamo anche la viaria che sta arrivando. Quindi dove nascono questi virus? Dove trovano anche la possibilità di fare il salto di specie? Proprio nei grandi allevamenti. Non vogliamo però fare di questo drammatico evento una rituale celebrazione ripetendo quanto detto nel corso di questi anni. Sebbene in questo lasso di tempo il movimento abbia compiuto passi da gigante, diventando protagonista di una crescita culturale collettiva attorno a gruppi come Fasland e ISDE, nella ricca pubblicistica alla quale ha contribuito anche Cilsa, malgrado il successo di avere portato a processo i responsabili di Miteni, di avere coinvolto ricercatori universitari e organizzazioni internazionali nella lotta contro la contaminazione da FAS, si sente il bisogno di rendere maggiormente incisiva l'azione della cittadinanza. Lo vediamo anche qui, della cittadinanza attiva. Siamo qui per dare una valutazione critica, in primo luogo del nostro operato.
anche alla luce di un'azione repressiva che colpisce duramente la libertà di espressione e di manifestazione. Vedi il voto in condotta, che è una minaccia per tutti quegli studenti che faranno le manifestazioni contro il riscaldamento terrestre. È chiaro, no? Dicono che la fanno contro il bullo che ha sparato con la pistola a Piombini, uno in tutta Italia. Allora si fa una legge per impedire a tutti gli studenti di fare scioperi e manifestazioni. Si minaccia, faranno cioè, e le sanzioni pecuniarie, questa nuova forma di repressione che è stata subita dagli amici e dai compagni di Venezia e che adesso ha colpito anche i manifestanti contro il TAV a Vicenza. Siamo qui per trovare insieme il modo di snidare le istituzioni regionali e sfondare il muro di gomma della loro assoluta indisponibilità verso chi dal basso tenta di interloquire. Possibilità di incontro, di discussione con i responsabili di quanto sta avvenendo nel Veneto sono assolutamente negate, sono fantascienza, e questa sarebbe democrazia. Siamo qui per immaginare nuove strategie che ci consentano di far fronte all'avanzata delle lobby per contrastare i danni che esse determinano e hanno determinato su un territorio già fortemente gravato da una lunga storia di insulti violenti alla base naturale. Dobbiamo renderci conto che noi non siamo paladini, non siamo supereroi che risolvono i problemi per una umanità ridotta al rango di spettatrice come la illustra la fumettistica americana. Di questo ci occuperemo nel presente convegno, ascoltando le singole storie delle lotte territoriali del Veneto, delle testimonianze dei protagonisti, per trovare insieme una risposta efficace all'arroganza del potere e creare modalità necessarie alla crescita di una mobilitazione permanente per acquisire maggiore visibilità politica e maggiore incidenza nel confronto con i nostri avversari. Perché è chiaro che alla repressione si risponde con una maggiore unità e con la costruzione di una comune strategia. Non possiamo continuare a presentare singolarmente i nostri cahiers de doléances a chi nemmeno ci ascolta, senza inserire la nostra azione in un percorso comune che tenga conto del nesso tra essi e lo stravolgimento politico ed economico planetario che caratterizza la nostra epoca. È necessario collocare le nostre lotte nel contesto di un processo storico che ha preso il via nei primi anni '80, con la crescita di oligarchie private a volte più potenti degli Stati. Ronald Reagan, la cui presidenza fu espressione e motore di quel periodo, sintetizzò il suo programma politico con la frase: bisogna affamare la bestia. La bestia per lui era lo Stato e il suo indebitamento. Per affamarla bisognava pertanto tagliare la spesa sociale. Da qui, anche se non sono mancati altri prodromi, possiamo fissare l'origine della grande cavalcata liberista contro gli Stati e che nel dopoguerra in Europa avevano fondato solide basi democratiche adottando politiche keynesiane di intervento pubblico nell'economia. A differenza del pensiero reaganiano, per noi lo Stato democratico è sanità pubblica, previdenza, pensioni dignitose, scuola pubblica, difesa dei beni comuni come l'acqua, le autostrade, le ferrovie, l'energia, la moneta e le telecomunicazioni e altro. Attualmente ambito riservato esclusivamente ai privati. Lo Stato è pertanto l'istituzione che concretamente garantisce il diritto di uguaglianza dei cittadini. Bisogna che di questo noi facciamo tesoro, perché anche nel movimento ci sono persone che snobbano lo Stato, che snobbano le istituzioni nate dalla Resistenza e che sono invece lo strumento che naturalmente non è in tutto quello che noi speriamo, ma sicuramente è lo strumento fondamentale. Lo Stato è pertanto l'istituzione che concretamente garantisce il diritto di uguaglianza di tutti i cittadini e non demanda ai privati il compito di realizzare e proteggere le basi sociali della vita del Paese. La difesa dello Stato coincide pertanto con la difesa della Costituzione, pilastro fondamentale dei diritti umani e sociali, espressione dell'intera comunità civile e proprio per questo aggredita dalle destre e purtroppo dalla pseudosinistra.
Il Parlamento è per noi lo strumento fondamentale che legifera in base alle norme previste dalla Carta. Tuttavia, stiamo assistendo al progressivo svuotamento del suo ruolo, ma anche di quello dei consigli regionali e perfino dei consigli comunali, a fronte di una progressiva concentrazione del potere nelle mani degli esecutivi. La tendenza di concentrare le leve del potere in gruppi sempre più ristretti non ci consente di attestarci su una mera posizione di resistenza. Sarà nostro compito rilanciare in avanti le regole della nostra comunità nazionale, proponendo e attuando nuovi livelli di democrazia, tali da obbligare le istituzioni a confrontarsi con le associazioni, i comitati, le persone in generale, sulle scelte che adesso vengono prese impunemente sulla testa dei cittadini. Creare forme di governo e controllo dal basso, istituzionalizzate per la difesa dei beni comuni. Quando fu concepita la riforma sanitaria, era previsto che le assemblee locali, e cioè i sindaci, i consigli comunali di minoranza, i sindacati e le associazioni, partecipassero alle assemblee per gestire, controllare l'andamento dell'attuazione della riforma stessa e controllare il modo come si nominavano i dirigenti. Purtroppo i dirigenti delle ULSS sono stati nominati sempre dall'esecutivo, anzi dal capo dell'esecutivo, come un suo giardino privato, mentre invece dovrebbero essere nominati dal basso, esprimere i loro programmi alla popolazione alla quale devono assicurare l'assistenza sanitaria. Ma questo è quello che noi dobbiamo raggiungere. Non dobbiamo rassegnarci a questa concentrazione di potere, dobbiamo lottare per creare forme più avanzate di potere popolare. Grazie. Ricordiamoci che il 5 agosto del 2011, al culmine di una drammatica crisi delle borse europee, il governatore uscente della BCE, Jean-Claude Trichet, e quello in pectore, Mario Draghi, scrivevano una lettera riservata, di cui probabilmente voi siete a conoscenza, al governo italiano, all'epoca presieduto da Silvio Berlusconi, indicando una serie di misure da attuarsi al più presto. Dalla ottemperanza a tali misure veniva implicitamente condizionato il sostegno della BCE all'Italia, attuato attraverso l'acquisto massiccio di titoli di Stato italiani sul mercato secondario. Tra le condizioni, questo è interessante comunque, perché si parla sempre di Europa in maniera puramente, come dire, propagandistica, però non si dice veramente quello che l'Europa è. Tra le condizioni imposte dalla BCE è importantissimo citarne alcune. Cito letteralmente: piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali attraverso privatizzazioni su larga scala. Riformare ulteriormente il sistema di contrattazione salariale collettiva, permettendo accordi a livello di impresa in modo da ritagliare i salari e le condizioni di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende. Revisione delle norme che regolano l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti, stabilendo un sistema di assicurazione della disoccupazione. Quindi a questo punto dobbiamo anche pagare dei soldi per assicurarci quando ci licenziano, e quindi un'ulteriore fonte di guadagno per le assicurazioni. Ulteriori misure di correzione del bilancio che anticipassero di anno in anno la riduzione del deficit, aumentando tagli di spesa, intervenendo per ridurre la spesa pensionistica e riducendo gli stipendi del pubblico impiego. Non so se vi rendete conto cosa significa una banca che detta queste leggi a uno Stato libero, a un paese democratico. E se non fate questo, noi non vi compriamo i vostri buoni del tesoro e vi diamo in pasta alla speculazione finanziaria internazionale. Questo è il ricatto dell'Europa. È un'Europa democratica questa. È contro questa Europa che noi stiamo lavorando. Infine, l'ultima storia era quella di abolire e fondere organismi amministrativi, tra cui le province, come è stato fatto. Come ricorderete, a seguito di questa lettera Berlusconi fu sostituito, è bastata una lettera dalla banca per sostituire Berlusconi, non è che ci piangiamo, però anche questo non ha senso.
fu sostituito da un governo tecnico, belli governi tecnici, guidato da Monti, ve lo ricordate tutto, vi ricordate gli esodati e tutto il resto, col compito di portare a termine le indicazioni dettate dalla BCE. Milioni di cittadini italiani hanno constatato sulla propria pelle cosa significa essere governati da una banca. Il debito pubblico viene usato dalla BCE e dalla EU come giustificazione per la privatizzazione del welfare. La stampa liberal viene usata per convincerci che le assicurazioni private garantiscono la salute, le pensioni, il lavoro meglio delle istituzioni statali. Proprio partendo da questo punto nodale, riteniamo che la ristrutturazione del debito debba diventare il passaggio obbligato per la difesa delle conquiste sociali e il contrasto alle privatizzazioni e allo sfruttamento. È un punto su cui dobbiamo riflettere, è importante. La crescita, allora, quest'anno, a fronte di una manovrina da 30 miliardi, dovremo pagare interessi per 70 miliardi di euro agli strozzini internazionali. La crescita irrefrenabile del debito pubblico, perché continua a crescere e non può non continuare a crescere, e il continuo aumento della quota di interessi da sborsare anno dopo anno evidenziano la insostenibilità di tale sistema finanziario, destinato a procedere così all'infinito fino al dissolvimento dello Stato democratico, sostituito con un consiglio di amministrazione controllata. Malgrado l'evidenza di una frode che opera da anni, dal governo e dal Parlamento non si alza nessuna voce che si opponga a questo asservimento del Paese alla finanza internazionale. Altro che difesa dei confini. Il pensiero unico che ormai conforma di sé l'intera classe politica e l'opinione pubblica è diventato, attraverso la propaganda quotidiana dei media mainstream, un naturale modo di concepire il sistema, che ormai in realtà naviga fuori da ogni logica, aggredendo i più elementari diritti umani. Questo sistema, che sta disegnando un ordine internazionale governato dalla finanza, malgrado l'appello di più di 1000 scienziati, naviga irrazionalmente verso la distruzione del pianeta. Le cose più assurde, come per esempio sventrare una città come Vicenza per farla attraversare da un treno ad alta velocità, sembrano normali questioni amministrative locali. Sono pure follie, altro che cose normali. Una classe politico-imprenditoriale orientata esclusivamente verso gli interessi privati spende il patrimonio pubblico nella realizzazione di opere inutili, dannose e rovinose anche sotto il profilo economico, come la Pedemontana, che ci indebiterà per oltre 40 anni a tutto beneficio di un'impresa privata. È l'espressione di questa cultura liberista, l'incuria, è l'espressione di questa cultura liberista, l'incuria, che in 50 anni ha consentito alla Miteni di distruggere un immenso patrimonio di acque, territori, colture, contaminando con le fasi centinaia di migliaia di persone. Il Mose è il suo monumento storico, con il seguito di corruzione che ha caratterizzato. Questo è il mondo in cui viviamo. Il mondo capovolto è quello di una Commissione europea che autorizza la presenza di FAS nell'acqua potabile e nei cibi, stabilendone limiti farlocchi che non hanno nessuna base scientifica. Ci confrontiamo quotidianamente contro la logica del capitalismo finanziario, constatando che il sistema non è emendabile e la sua logica basata sul profitto non ammette cambiamenti di rotta. Solo una visione del mondo alternativa ci può consentire di realizzare gli obiettivi indispensabili ad una società liberata dai veleni e dalla miseria. Il nostro agire quindi non può prescindere dalla difesa degli spazi di democrazia che si restringono sempre più a vantaggio dei poteri forti. Lo sanno bene i ragazzi del Friday for Future e di tutte le altre organizzazioni che costituiscono la galassia degli schieramenti giovanili per la difesa del clima e del pianeta. Lo sanno bene quando inseriscono le loro lotte dentro la logica del cambio di paradigma, un compito arduo che non è concepibile senza il coinvolgimento dei cittadini. A volte vediamo le piazze riempirsi di gente che reclama i propri diritti. Tuttavia, da una manifestazione all'altra passa troppo tempo.
Le persone non possono accettare uno stato di mobilitazione permanente, ma possono aderire ad un pensiero che ne valorizzi la difesa dell'aggressività dal sistema. Quindi non possiamo costringere la gente a stare ogni giorno in piazza, ma possiamo agire sulle loro coscienze, e questo è uno dei compiti che noi abbiamo. La nostra lotta è pertanto eminentemente culturale. Per sostenerla è indispensabile un rapporto quotidiano con i cittadini, tale da contrastare la droga della campagna quotidiana dei mass media. Come abbiamo già detto, non siamo paladini né supereroi. Il nostro compito è condividere la sofferenza di chi si vede ogni giorno negare un diritto, curare e lenire la sofferenza altrui per costruire una nuova alleanza e una nuova cultura diffusa che parta dalla realtà quotidiana che già grida da sé, e noi siamo incapaci di cogliere questi segnali per farli diventare senso comune nelle persone che ci stanno attorno. Bisognerà aprire un canale di comunicazione permanente con i cittadini, creando reti informatiche sempre più estese, che arrivino capillarmente a tutti. Guardate che ogni persona ha un cellulare in tasca, e basta soltanto che noi facciamo una rete informativa collegata in tutto il Veneto per poterli cominciare a informare brevemente ma quotidianamente di quello che sta accadendo. Dobbiamo ritrovare la possibilità, non possiamo disdegnare questi mezzi moderni che sono fondamentali, se no siamo tagliati fuori. Costruiamo una grande alleanza trasversale. Sarà assolutamente necessario continuare a confrontarci tra noi e con tutti coloro che possono condividere la nostra azione e i nostri obiettivi. Questo è importante. Siamo in tantissimi qui nel Veneto e anche in Italia, ma ognuno cammina per conto suo. Costruiamo una grande alleanza trasversale, anche con persone completamente diverse da noi, come è stato l'assessore che vi ha parlato questa mattina, ma che su certi punti, come appunto la questione dei FAS, è disposto a marciare con noi. Costruiamo una grande alleanza trasversale, fondata sulle cose che ci uniscono, e discutiamo sulle differenze, tenendo conto che anche esse sono un patrimonio importante. Non dobbiamo essere settari. E l'effetto, dunque, ecco, anche esse sono un patrimonio importante di una umanità che rifiuta l'omologazione. Siamo contrari all'omologazione, siamo contrari alla linea di partito come si faceva negli antichi partiti bolscevichi, in cui tutto il popolo e tutto il partito all'unanimità col centralismo storico del governo adottavano il pensiero unico alternativo dall'altra parte. Noi non siamo per il pensiero unico. Il pensiero unico ce l'hanno soltanto i nostri avversari. Organizziamo la resistenza, una resistenza senza armi, ma come quella di allora, dove i valori di libertà e antifascismo superarono le differenze tra i combattenti. Perché uguale era l'obiettivo che si voleva raggiungere. Siamo sicuramente un'avanguardia. Abbiamo gli strumenti culturali per comprendere le cause della sofferenza nostra, dei nostri cari e delle persone che ci stanno attorno. Sappiamo leggere e comprendere il nesso tra il dominio del finanziacapitalismo e la drammatica crisi di sistema. Evidenziamo i sintomi della corsa veloce verso il baratro, ma non sappiamo tradurre la nostra lettura in un linguaggio comprensibile, rivelatore, che produca movimento e azione da parte delle vittime di un sistema sempre più brutale. Non c'è chi non avverta sulla propria pelle i sintomi di una crisi che produce ingentissimi guadagni per pochi membri di una casta finanziaria e grande sofferenza per milioni di uomini. La cavalcata dell'apocalisse liberista nella cieca corsa al profitto lascia dietro di sé rovine, disagio
e crescente disagio sociale. È nostro compito tradurre questo diffuso disagio in azione. Lo so, è quello che ciascuno di noi si sforza di fare da anni, non è una novità questa qui, è ciò che cerchiamo di fare tutti quanti, riscontrando a volte anche successi importanti, destinati però ad essere annullati nel tempo dal lavorio di un potere istituzionale logorante che tradisce il suo compito prevaricando le richieste dei cittadini. Negli anni che precedettero la Rivoluzione francese del 1789, una cultura nuova si diffondeva nei ceti borghesi, l'illuminismo. Spargeva in un terreno divenuto storicamente fertile i semi di nuovi diritti. Le colonne che avevano sorretto per quasi 1000 anni un'organizzazione sociale medievale cominciavano a sgretollarsi al confronto di un nuovo paradigma. Nei nostri giorni una cultura anticapitalista, democratica ed ecosocialista si diffonde in tutto il pianeta, dall'India di Vandana Shiva agli Stati Uniti di Occupy Wall Street. Una storia che riconosce i propri prodomi in Barbiana o sui muri del maggio del 68, da Genova ai Fridays for Future di Greta Thunberg. È all'interno di questa nuova storia che possiamo e dobbiamo creare un fronte con tutti coloro disposti a lottare contro gli effetti evidenti e destruenti dell'avanzata del liberismo economico. Se saremo uniti, saremo in grado di imporre al potere la lista delle richieste di un popolo offeso, umiliato e irriso da giornali, televisioni, che vomitano dalla mattina alla sera informazioni taroccate per fare accettare la rapina quotidiana. Non è necessaria la fondazione di un nuovo partito. Sarebbe un'altra microdivisione del fronte. Abbracciamoci e andiamo avanti uniti, con tutte le nostre differenze, ma fortemente uniti contro gli imbonitori del capitalismo predatorio. Non si era presentato, ma sapete che ha parlato Giovanni Fazio, detto Titta, a nome della CILSA, cioè Cittadini per il lavoro, la legalità, la salute, i lavoratori e la salute e l'ambiente. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Sì, Titta mi ha chiesto un po' di raccontare la mia storia, la storia di ISDE e l'impegno che abbiamo avuto come movimento ambientalista che si dedica soprattutto allo studio dei rapporti fra ambiente e salute, appunto di raccontare la nostra storia e quello che sta facendo ISDE Veneto anche in questo momento, non solo sui PFAS ma sì, ti lo tengo vicino. Non solo sui PFAS ma anche su altre tematiche, a partire da quello dell'inquinamento atmosferico e della lotta agli inceneritori, che vede un po' uniti trasversalmente Venezia ma anche la provincia di Vicenza, perché a Schio vorrebbero per esempio bruciare i PFAS, i fanghi provenienti dai depuratori della regione contenente PFAS, con una quando ancora non sappiamo come sappiamo che la tecnologia attuale non consente di bruciare, di distruggere queste molecole, che non a caso vengono definite come molecole per l'eternità, perché appunto sono, per quanto ne sappiamo, indistruttibili. Io si vede lo schermo? Non si vede. Si vede pochissimo. Va bene. Quindi io nella mia attività professionale di medico presso l'ospedale di Verdagno, di oncoematologo, non mi sono occupato istituzionalmente di PFAS, però sono venuto ad occuparmene per, ho torto collo, perché in quel periodo ero presidente della sezione di ISDE di Vicenza, e quindi anch'io ho avuto i miei maestri
e uno di questi è stato soprattutto Lorenzo Tomatis, che è un esempio, uno dei padri nobili di ISDE, che è un antesignano, diciamo, dei cervelli in fuga, che andò in America dove fece degli studi soprattutto sulla tossicologia delle sostanze chimiche, le tumori e malformazioni nei topi e negli animali del laboratorio. Poi fu chiamato a dirigere la IARC, che è l'Istituto per la ricerca sul cancro di Lione, e poi divenne, diciamo, un presidente di ISDE. Quindi è un medico e noi siamo medici. Tomatis amava dire che il principio di precauzione e quello di responsabilità comporta anche il dovere di informare, impedire l'occultamento di informazioni su possibili rischi, evitare che si consideri l'intera specie umana come un insieme di cavie sulle quali sperimentare tutto quanto è in grado di inventare il progresso tecnologico. Un altro dei miei maestri, diciamo, è stato Antonio Gramsci, che ho studiato, ho letto, è uno degli autori preferiti, il quale era spesso criticato per usare un linguaggio formale, difficile. Allora, nel primo numero dell'Ordine Nuovo, una rivista da lui fondata, scriveva il 1 maggio 1919: istruitevi perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Io mi sono un po' istruito perché appunto non sapevo niente di PFAS, ho cercato di documentarmi, perché è compito di ogni ambientalista, quando soprattutto deve mettersi contro le istituzioni, cercare di non essere sputtanato, scusate, oltre a evitare di essere facilmente denunciato per diffamazione o calunnia e magari vedersi costretto a impegnare la casa. Un altro, Gramsci proseguiva dicendo: agitatevi perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Io un po' mi sono agitato e ho fatto agitare anche gli altri, forse, eccetera. E poi dicevo: organizzatevi perché avremo bisogno di tutta la nostra forza, e mi sono organizzato anche con il contributo di tutte le associazioni che si sono impegnate. Allora, ISDE significa soprattutto Associazione Internazionale dei Medici per l'Ambiente, dove doctors, in inglese la D sta per doctors, non indica soltanto i medici, però dottori di tutte le specialità, di tutte le professioni, ma anche non dottori, perché l'ambiente è è un interesse di tutti noi, quindi di tutti i cittadini. E quindi, per esempio, a ISDE si possono iscrivere anche cittadini che non sono medici, che non sono laureati, ma chiunque condivida lo statuto. È una delle principali attività di ISDE, la cosiddetta advocacy, un termine inglese per lo quale forse non esiste una traduzione facile in italiano. Noi diciamo sempre che l'advocacy, come la intendiamo noi di ISDE, è quello di fornire alle associazioni, ma anche alle istituzioni, agli amministratori, ai politici sensibili come possono essere questi di Arzignano, le competenze, le informazioni scientifiche che non tutti sanno dove andare a cercare o come utilizzare, in modo tale da essere guidati nella loro attività quotidiana di difesa dell'ambiente e anche della salute. Allora, una delle prime cose che feci quando scoppiò il caso PFAS era quello di segnalare alle autorità, quindi a tutti i dirigenti, i miei superiori dell'ospedale, dell'ULSS, ma anche alle autorità, che secondo i dati ufficiali nella provincia di Vicenza ci potevano essere delle emergenze sanitarie, perché per esempio c'era un eccesso di certe patologie, soprattutto di tumore del sangue, di cui io mi occupavo, che non potevano essere spiegati semplicemente, e che forse potevano essere anche dovute ai PFAS, perché nella letteratura disponibile allora c'era che appunto che i PFAS, tra le altre cose, potevano provocare anche un eccesso di linfomi e di leucemie, cioè di alcuni tumori del sangue, e quindi state attenti che forse non è corretto dire che queste sostanze non provocano nulla, perché la versione ufficiale, la vulgata, era: potete tranquillamente bere quest'acqua, la miteni può stare lì, disse Zaia nel 2017, l'acqua si può bere, quindi queste molecole non provocano alcun danno alla salute e bisogna convivere, diceva un molto noto medico che ha operato anche qui ad Arzignano.
Come conseguenza io mandai questo mio scritto, che si può ancora consultare sul mio blog personale, lo mandai a tutti i dirigenti, a tutti i medici, i miei colleghi dell'ULSS di Vicenza, a tutti i deputati del Veneto, in Parlamento e anche in Consiglio regionale, a tutti i sindaci della provincia di Vicenza, non ricevendo in pratica nessuna risposta, soltanto un sindaco, mi pare, di un comune dell'Altipiano mi rispose dicendo: dottore, lei veramente impressionante quello che dice che queste sostanze possono provocare, il mio comune non sembra essere interessato, ma mi dica se posso darle una mano. In conseguenza di queste mie attività, ripeto, nessun giornale pubblicò, a livello nazionale nessun media, nessuna televisione prese in esame questo mio scritto, e come ricompensa ricevetti soprattutto una diffida da parte della Coldiretti, assieme ad altre, tutto documentato, mi spiace che non si veda, però, e soprattutto l'avvio di provvedimenti disciplinari da parte dell'ULSS presso la quale lavoravo, per la quale si conclusero con la censura scritta, perché il provvedimento è più semplice, perché che non comporta danni economici sullo stipendio, perché avevo leso l'immagine dell'azienda, avendo osato dichiarare, quando andavo a parlare in pubblico, firmavo i miei scritti sul blog eccetera, che ero dipendente di questa ULSS, e in più avevo utilizzato delle informazioni apprese durante la mia professione, divulgandole. Le informazioni che avevo divulgato era che secondo me i dati del registro tumori del Veneto, per quanto riguardava soprattutto i tumori del sangue, erano fasulli, perché loro per esempio dicevano che dal 2011 avevano riscontrato nell'ULSS 5 soltanto 3 casi di certe malattie del sangue, quando io soltanto nei primi 6 mesi del 2013, lavorando a Valdagno, ne avevo osservati ben 13, e io era la metà, cioè io lavoravo a Valdagno, e quindi l'ospedale aveva una competenza su circa la metà dell'intero territorio. Quindi come fate a dire per forza mi state dicendo che i linfomi e le leucemie non sono aumentati in questa zona, perché sono tumori, cioè sono dati fasulli che non servono a niente. E potrei spiegarvi perché, ma non è una cosa che riguardava solo il Veneto, ma tutta Italia, per delle particolari organizzazioni, dei reparti di ematologia eccetera. Quindi noi abbiamo avviato tutta una serie di attività, io all'inizio da solo, perché ripeto anche i miei colleghi medici, l'ordine dei medici, nessuno mi rispose, e nella documentazione mi imbattei anche nelle osservazioni che fecero per esempio un sindacato di veterinari, il quale già aveva previsto tutto questo. L'11 luglio 2013 aveva detto: ma qua guardate che la storia dei PFAS è un'inchiesta aperta nel voto di legge e sarà probabilmente una classica emergenza all'italiana, perché loro già avevano capito, cioè non si capisce chi deve occuparsi di questa roba qua. I veterinari sono stati esclusi, i medici in effetti che non se ne sa di esperti che si occupano di questo problema, quindi qua la gestione potrebbe essere assolutamente inefficiente. Quindi io cosa feci? Alla fine passai tutto il mese di agosto a studiarmi la letteratura e convinsi una trentina di medici, ma anche non medici, a firmare una lettera in cui chiedevamo che venisse fatta in pratica immediatamente nella stessa popolazione del Veneto le stesse cose che erano state fatte negli Stati Uniti quando fu scoperta la contaminazione da parte della DuPont, cioè una indagine epidemiologica seria, la messa in sicurezza degli acquedotti, quindi il rifornimento di acqua non potabile, non contaminata alla popolazione, un attento esame degli alimenti e il rifornimento di acqua appunto priva di PFAS alla popolazione. Anche lì mandai tutto questo appello firmato, ripeto, da una trentina di professionisti, alcuni dei quali purtroppo non ci sono più, ma nessuno pubblicò questa storia, soltanto Vicenza Più, un giornale online, ci pubblicò questa lettera. Allora
come dire, sembrava che i miei sospetti aumentarono, insomma, i provvedimenti disciplinari, c'è qualcuno che vuole nascondere la cosa, allora organizzai qualcosa di insolito per i medici, cioè feci stampare un volantino in cui si raccontava la possibile pericolosità di queste cose, di queste sostanze, quello che era stato fatto negli Stati Uniti e invece il rischio che in Italia si stesse organizzando tutto per far passare sotto traccia questa problematica. All'inizio un po' da solo, andavo in giro a distribuire questi volantini attaccandoli nel parcheggio dell'ospedale alle macchine, i miei colleghi mi prendevano per pazzo, andavo da solo nei mercati davanti all'ospedale di Vicenza a diffondere questo volantino, quando poi qualche giorno dopo, siamo già nell'autunno 2013, fui contattato da alcune associazioni, da Antonella Zarantonello di Acqua Bene Comune, oppure anche per Giorgio Boscagin, che era il presidente del Circolo del Lega Ambiente, e da lì cominciamo a organizzare delle serate informative per il pubblico, la prima all'Onigro il 17 ottobre del 2013. Quindi in queste mie attività io ho dovuto scontrarmi con le istituzioni che non erano tutte illuminate, e l'amministrazione che forse avrebbero dovuto controllare e non hanno controllato, quindi avevano un po' la coda di paglia. Un altro, per esempio, motivo di scontro fu quando furono effettuata la plasmaferesi. Io fui ancora il primo a dire: guardate che questa storia potrebbe funzionare, però bisogna fare uno studio, è una cosa sperimentale, non è mai stata fatta al mondo, non sappiamo se funziona, e come medici abbiamo il dovere, prima di proporre una roba così invasiva, anche se non molto invasiva, ormai eccetera, però per proporre una procedura medica a persone asintomatiche che non hanno disturbi, alcuni anche minorenni, non è una cosa molto corretta dal punto di vista scientifico ed etico, tant'è vero che poi intervenne anche il Ministero della Sanità, allora c'era la Lorenzin, che bloccò la plasmaferesi, che purtroppo è stata una procedura bruciata perché potrebbe funzionare, però invece di usarla, cominciare per fini puramente elettoralistici sui bambini, sugli adolescenti, potevano benissimo organizzare, come dicevamo noi, per esempio sulle donne gravide o sulle persone che avevano già malattie, tumori o altre patologie che potevano essere dovute a PFAS, allora lì poteva esserci forse un beneficio clinico. E quindi noi alla fine, siccome la Regione nel 2017 si rifiutò di darci dei dati, io chiesi al responsabile del servizio epidemiologico regionale del Veneto che ci dessero dei dati che dovrebbero essere pubblici, a disposizione di tutti, in modo tale che noi potessimo fare degli studi epidemiologici. Li negò, nonostante Scusate, io feci intervenire il garante per la difesa del cittadino, il quale riconobbe che io avevo diritto di avere questi dati, sia che ero in quanto presidente di un'associazione che nel suo statuto prevede anche l'effettuazione di studi epidemiologici, ma poi perché vivendo in una zona contaminata potrei aver avuto dei danni. Quindi facemmo uno studio alla fine con l'Enea, il primo ha dimostrato come in quella zona c'era un eccesso di mortalità per varie cause, per tante patologie che si sapeva un po' già erano associabili a PFAS. E quindi noi, un altro dell'advocacy è quello di produrre dati scientifici inoppugnabili. L'abbiamo prodotto una volta, già appunto con lo studio pubblicato su una rivista internazionale che già ha avuto circa un centinaio di citazioni, e lo stiamo facendo anche con lo studio di cui il primo ricercatore Francesco Bertola, che vi parlerà dopo. Per fare questo studio, come vedrà, noi abbiamo bisogno di soldi, di tanti soldi, quasi 160.000 euro, per cui vi preghiamo di fare, se potete, una donazione, può essere anche deducibile dalle tasse, c'è il sito apposito, vi ho preparato una diapositiva, quindi però dove si può fare, quindi se decidete di farlo. Il sito è www.isde,
www.isde.it/PFAS. Lì c'è tutta la documentazione degli esami che stiamo facendo, che costano circa 160-170 euro per partecipante. Se l'avessero fatti da solo sarebbero costati circa 500 euro. Quindi un'altra cosa importante è che noi diciamo che si facciano degli studi seri e che si finisca di parlare, di dire che queste sostanze sono innocue e che non ci sono studi a sufficienza. Si deve parlare non semplicemente di associazioni, ma di rapporto causale fra l'esposizione a PFAS e le patologie, alcune patologie perlomeno. E questo lo dice Linda Birnbaum, che era stata la direttrice fino a qualche anno fa, prima di andare in pensione, dell'equivalente dell'Istituto Superiore di Sanità Italiano, la quale lei ha dichiarato pubblicamente che durante negli ultimi 10 anni si è occupata di interferenti endocrini di PFAS. Ha detto che i suoi superiori, un po' come era successo a me, nel mio piccolo, insomma, non vorrei paragonarmi, gli impedivano sistematicamente di andare in giro a dire che i PFAS causassero delle malattie. Puoi parlare al massimo di associazioni. Lei era un po' una testa storta come la mia, no, si deve parlare di... ci sono gli studi scientifici, i risultati dicono che si tratta di un rapporto causale, cioè l'esposizione a PFAS può causare direttamente certe patologie tumorali e non tumorali. Alla fine la misero in un piccolo ufficio, ogni volta che doveva parlare i suoi iscritti dovevano essere vistati dai superiori, e lei adesso è diventata una consulente dei movimenti negli Stati Uniti che si occupano di PFAS. Cioè dei cittadini danneggiati. Comunque, volevo dire, per quanto riguarda gli studi scientifici, secondo me c'è uno studio fondamentale di cui si parla poco, fatto appunto sulla popolazione generale degli Stati Uniti, quindi non su esposti per motivi professionali. Questi cosa hanno fatto? Hanno misurato 12 PFAS, non una, 12 molecole, e di queste 12 hanno scelto 7 che erano presenti praticamente in tutta la popolazione e hanno valutato la mortalità per queste patologie e l'eccesso di mortalità che può essere imputato ai PFAS. Insomma, negli anni 2000, dal 1999 al 2014, nelle persone che avevano nel più alto terzile, cioè il 30% che aveva le concentrazioni più alte di PFAS rispetto a quelle che avevano le concentrazioni più basse, negli Stati Uniti appunto si poteva ipotizzare che ci sia stato un eccesso di mortalità per ogni causa del 38% in più, cioè 38% in più nelle popolazioni, nelle soggetti ad alta esposizione rispetto a quella a bassa esposizione, un 58% di mortalità per cause cardiache e un 70% di mortalità in più per cause neoplastiche. Quindi in totale si poteva dire che l'esposizione a PFAS, per quanto riguarda tutte le morti negli Stati Uniti, c'era un eccesso di 382.000, quindi il 15% del totale per mortalità da ogni causa, del 17% di mortalità per cause cardiache e del 19% per cause neoplastiche. Ma la cosa più interessante è che questi soggetti, questi ricercatori hanno fatto il confronto dopo 5 anni, perché negli Stati Uniti il PFOS e il PFOA sono stati vietati molto prima che nel resto d'Europa. Hanno visto una cosa molto interessante, che con il declinare, cioè la popolazione essendo stata più esposta a queste PFAS, le concentrazioni nel sangue diminuivano, e anche di parecchio, come è stato dimostrato anche nella zona rossa, insomma, semplicemente non facendo bere acqua contaminata da PFAS e quindi adottando dei filtri senza fare la plasmaferesi, le concentrazioni pare si siano ridotte nel giro di 4-5 anni del 50%. Lo stesso successe negli Stati Uniti. Allora cosa hanno visto? Che poi nel 2015-2018 la percentuale di morti in più scese da 382.000 a 69.000 all'anno.
La mortalità per cause cardiache scese da 109.000 a 18.000. La mortalità per cause neoplastiche da 106.000 a 19.000. Quindi questo è uno studio fondamentale, secondo me, che dimostra, essendo uno studio longitudinale, quello preferito dagli epidemiologi, perché il nostro, essendo stato uno studio retrospettivo che andava a valutare cosa successe dal 1980 al 2014, è uno studio considerato fra quelli, diciamo, più di basso significato. Però questo è uno studio prospettico fatto sulla stessa popolazione che è stata controllata a distanza di tempo, quindi dimostra in modo inequivocabile, dal mio punto di vista di medico di campagna, che i PFAS provocano delle malattie di vario tipo e che semplicemente facendo diminuire nel sangue queste concentrazioni si abbassa anche il rischio di certe malattie. E adesso mi avvio un po' alla conclusione, perché sennò qua si potrebbe parlare per anni, e mi rilascio un po' a quello che diceva Titta, il fatto che nel Veneto, ma anche nel resto d'Italia, soltanto una piccola parte della popolazione esposta può, gode del privilegio di fare delle analisi di laboratorio. E questo per decisioni puramente politiche. Se i cittadini potessero partecipare alle decisioni, probabilmente si farebbe il contrario, cosa che è successo negli Stati Uniti, dove la NASEM, cioè la National Academy of Science, Engineering and Medicine, ha pubblicato un bellissimo rapporto dove sono stati, con la partecipazione appunto dei cittadini contaminati, delle aree contaminate. Questi alla fine hanno rivisto tutta la letteratura scientifica e hanno valutato, deciso, stabilito assieme agli esperti che ci può essere un aumentato rischio di effetti avversi dall'esposizione a PFAS quando la concentrazione di 7 PFAS, non di 1, supera 20 nanogrammi per millilitro. Quindi oltre a quelli più noti, PFOA e PFOS, ci sono tutta un'altra serie di molecole a cui noi siamo esposti, sono migliaia i PFAS e ne vengono purtroppo ricercate soltanto una ventina al massimo. Quindi questo dice, se in tutti i soggetti che hanno dei valori del sangue totale di PFAS superiore a 20 nanogrammi per millilitro, aumenta il rischio di malattie tumorali e non tumorali e dovrebbero essere sottoposti ad esami, di accertamenti di laboratorio, perché hanno il diritto di conoscere se ci sono stati degli eventi avversi per quanto riguarda la propria salute. Addirittura, sì, a seconda delle fasce d'età, del sesso, eccetera, questi propongono che nei bambini che abbiano più di 20 nanogrammi, nei bambini di età superiore a 2 anni, che abbiano più di 20 nanogrammi per la somma di questi 7 PFAS, comincino ad essere valutati per possibili danni cardiovascolari. Quindi come colesterolo e tutte le eventuali complicanze che possono succedere. Adesso, siccome nell'area rossa sono stati dimostrate la presenza di concentrazioni altissime e anche nel resto del Veneto esistono zone ufficialmente non contaminate dove queste concentrazioni possono essere facilmente superate, soprattutto in chi abita in vicinanza di certi tipi di industrie, di aeroporti, di discariche, di inceneritori. Allora tutte queste popolazioni che sono a rischio, secondo noi, dovrebbe avere la possibilità di essere sottoposte ad accertamenti gratuiti. C'è la questione degli alimenti, sta passando la vulgata che negli alimenti possono esserci delle concentrazioni minime di queste sostanze che non provocano effetti sulla salute, ma non è vero, perché addirittura anche l'ideatore quello che è considerato l'inventore della TDI, cioè della dose tollerabile giornaliera, o che viene chiamato in tanti modi, ha detto: guardate, sì, tanti dicono che io sia stato l'inventore di questa formula, però non mi ricordo mai di aver pubblicato nulla sulle riviste scientifiche, quindi l'ho detto chiaramente ad una autrice francese, l'autrice del libro Il veleno nel piatto, che vi consiglio di leggere. Quindi basta, avrei
potuto dirvi appunto tante altre cose. Per esempio noi ci stiamo occupando non solo di PFAS, ma un po' nelle singole province siamo impegnati, il nostro malvolentieri, in difesa dei cittadini e collaborando con i cittadini, soprattutto a seconda delle loro emergenze. A Venezia c'è il problema dell'inceneritore, ma non solo quello, dell'inquinamento atmosferico, mi pare di questi giorni, queste settimane, la notizia che sia stato avviato anche lì un biomonitoraggio, no? Poi ne parla qualcun altro. A Verona abbiamo fatto un bellissimo studio che è in corso di pubblicazione su una rivista internazionale per quanto riguarda la presenza di pesticidi in zone distanti, nei giardini delle case di cittadini che abitano a distanza anche di molti chilometri dalle zone dove questi pesticidi vengono applicati. Ebbene, purtroppo è stata trovata la presenza di pesticidi non più in commercio da anni nei giardini, nelle case di persone che sicuramente non amano i pesticidi, che non hanno mai utilizzato e quindi si trovano ad essere contaminati contro la loro volontà. E lo stesso ci stiamo impegnando a Schio, perché lì anche lì c'è l'inceneritore e lì potrebbero andare a finire, come abbiamo detto prima, i fanghi provenienti un po' da tutta la regione. Poi c'è a Treviso il problema dei pesticidi. ISDE Treviso nella zona del Prosecco, assieme anche lì ad altri importanti movimenti di pesticidi, sta cercando di contribuire soprattutto anche alla salvaguardia della biodiversità di quella zona. Siamo entrati a far parte dei tavoli tecnici del movimento, diciamo, che si sta occupando della difesa della biosfera del Monte Grappa, insomma un'area che dovrebbe quantomeno restare a questo livello di contaminazione senza ulteriore aggiunta di danni all'ambiente e alla salute delle persone, di cui appunto ISDE fa parte. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Volevo segnalare che di queste 4 ricerche che ha citato adesso Cordiano, quella su Venezia verrà illustrata tra poco, poi quella di Schio oggi pomeriggio e anche quelle di Treviso sul Prosecco, quindi 3 su 4 saranno presenti in questa tornata di convegno. La parola allora a Francesco Bertola sul ISDE di Vicenza, sulla ricerca epidemiologica sui giovani maschi nati da madre contaminata. Allora, lo studio nasce nel 2019, intanto, prima cosa. Tutte queste, perché è giusto dirlo secondo me, adesso lavorare nel 2023 sui PFAS è molto più facile che nel 2013 e se noi lavoriamo e riusciamo a fare tutte queste cose senza grossi impicci è perché tutta la strada ci è stata aperta da chi ha lavorato nel 2013, cioè da quel signore là, questo è giusto dirlo e quindi tenerlo presente. Noi abbiamo cominciato nel 2019, si era iniziato con una collaborazione con l'Università di Padova, il Dipartimento di Idrologia, poi c'è stato il Covid, una cosa e quell'altra, non è andato in porto. Abbiamo ricominciato nel 2021 e questa volta come sede abbiamo trovato un poliambulatorio privato. Avevo provato con 2 istituzioni pubbliche, ma era il tempo del Covid, mi hanno detto chiaramente che durante il tempo del Covid non avevano tempo per fare ricerca e questo è abbastanza comprensibile, nel senso che gli ambulatori avevano tutte le code per visitare i pazienti Covid. Abbiamo ottenuto 2 pareri favorevoli del Comitato Etico Provinciale di Vicenza nel 2019 e nel 2021. Abbiamo iniziato nel 2022. Lo studio ha questo scopo qua, vedere se c'è una relazione tra i PFAS e la fertilità maschile. È estremamente
indicato come studio, cioè si dedica estremamente a un settore e a nient'altro, che è quello della fertilità maschile. La scelta nasce sia dal fatto che avevamo cominciato per l'appunto con l'Istituto di Andrologia di Padova, sia dal fatto che a nostro avviso, e questo dico la verità, me ne sono accorto man mano che lavoravo e che parlavo con i ragazzi che sono venuti in questi 18 mesi, quando si parla di questo calo delle nascite, quando si parla della fertilità a rischio, si pensa sempre ai motivi sociali giusti che ci sono, ai motivi economici giusti che ci sono, ai motivi lavorativi giusti che ci sono. Non si parla mai di tutta quella quota, purtroppo, di ipofertilità dovuta a contaminazione ambientale, e questa tutti la riconoscono, però su questa non si lavora, e invece bisogna lavorare anche su questa. Lo studio quindi ha questo principale obiettivo. L'obiettivo è poi noi tramite, come funziona nella pratica, funziona così. Bisogna avere dai 18 ai 36 anni sesso maschile e aver risieduto almeno 5 anni in uno dei 23 comuni della zona rossa prima del 2013. Allora, 5 anni perché abbiamo visto dei dati della regione che ci vogliono 5 anni per cominciare ad avere un livello significativo di PFAS nel siero. Entro il 2013 perché nel 2017 sono stati messi i filtri. Purtroppo anche nel nostro studio abbiamo delle persone che sono venute ad abitare nella zona rossa nel 2020, ma chiaramente PFAS ce ne sono assai pochi. E abbiamo diviso poi questa popolazione in 3 fasce. Chi è, sempre tramite questionario, chi è nato, quindi figlio di una mamma che ha bevuto i PFAS durante la gravidanza, chi è venuto invece dopo, cioè quindi nato, dico per dire, a Verona o a Vicenza e poi venuto a vivere in un comune della zona rossa, e chi è nato e residente in un comune della zona rossa. Tradotto, i primi sono l'esposizione fetale, cioè sono stati esposti ai PFAS finché erano dentro la pancia della mamma, che ovviamente, trattandosi, come avete sentito, di interferenti endocrini, è la modalità più pericolosa di venire a contatto, perché questi PFAS interferiscono con il sistema endocrino, ma un conto è interferire col sistema endocrino di uno che pesa 70 kg e che il suo apparato endocrino ce l'ha già funzionante, stabilito e abbastanza robusto. Un conto è interferire con un affaretto di pochi centimetri, che è lì che si sta costruendo i suoi testicoli, che si sta costruendo l'apparato genitale, e che risente molto di più di sostanze che contrastano sostanzialmente l'azione del testosterone. Tanto è vero che uno degli effetti più riconosciuti è la mancata discesa dei testicoli, cioè nascono i bambini che i testicoli ce li hanno ancora dentro la cavità addominale, perché il compito del testosterone è quello di far scendere i testicoli durante la gravidanza nella posizione esterna, che è quella definitiva. Ecco, questo è in breve lo scopo dello studio. Se arriviamo, poi vorremmo anche arrivare a capire un dosaggio. La cosa importante, io l'ho imparato in letteratura, queste cose chiaramente leggendo la letteratura, è che il dosaggio non lo facciamo solo sul siero, lo facciamo anche sul liquido seminale, sullo sperma. Questo ci permette da un lato di capire quanto della concentrazione sierica dei PFAS passa nello sperma, e dall'altro di fare una relazione, questo ce l'hanno insegnato i lavori cinesi, a fare una relazione tra le alterazioni seminali e la presenza di PFAS nello sperma. Se riusciamo, ci stiamo lavorando, vorremmo cercare di capire anche all'interno dello sperma la suddivisione dei PFAS tra il liquido seminale e l'interno dello spermatozoo. Vorremmo cioè capire quanto del PFAS presente nel liquido seminale va anche dentro lo spermatozoo. Ci stiamo lavorando. Questi sono lo scopo dello studio. Come avviene in pratica? In pratica uno, avete sentito, mi spiace che i volantini li ho lasciati su alla bancarella ISDE, dopo che mai ve li porto giù. Un ragazzo, se ha questi criteri, sono abbastanza facili, 18-36 e aver vissuto almeno 5 anni in un comune della zona rossa prima del 2013, si iscrive a quel link lì, è tutto digitale, riceve la conferma di essere iscritto, dopo un po' c'è un papano FAS bravissimo. Intanto questo studio noi lo facciamo perché ci aiutano tantissimo le mamme no FAS, chiaramente le mamme e i papà no FAS. C'è questo papà no FAS che è bravissimo
nel trafficare con computer e tutto il mondo digitale. Manda, quando uno si è iscritto a questi ragazzi, tutte le istruzioni, manda anche un calendario dove il ragazzo si iscrive per il sabato in cui vuole venire, lo facciamo solo di sabato per non interferire col lavoro, e poi alla fin fine viene mandato un questionario corposo, sono 110 domande, ma è quello che ci permette di capire cosa ha bevuto quel ragazzo, dove ha vissuto, per quanto tempo ha vissuto in quella zona, cosa ha bevuto, cosa ha mangiato e quali eventuali malattie ha avuto. Abbiamo un discorso impiantato con le società idriche, lì siamo un po' fermi perché tutto è un po' difficile fare, ma vorremmo con le società idriche ricostruire completamente la distribuzione di acqua potabile in zona rossa. Questo per capire effettivamente un ragazzo che è nato nel 1900, perché noi praticamente arruoliamo dal 1985 in poi fino a quando uno ha 18 anni, uno che beveva acqua nel 1990 a Lonigo, a Legnago, a Minerbe, se bevendo acqua del rubinetto beveva PFAS oppure no. Questo dipende da quando l'acquedotto del suo comune è stato allacciato all'acquedotto di Lonigo, e non è per tutti, come io pensavo ingenuamente, per tutti i comuni non è la stessa data. C'è chi si è allacciato nell'85, chi si è allacciato nel 90, chi si è allacciato nel 95. Da un punto di vista ovviamente scientifico questo è totalmente diverso. Grazie Donata, grazie. Dopo lì ci sono i volantini se volete i riferimenti. Chiaramente molto diverso per quello che vi ho detto. Se uno è nato ad esempio io ho scoperto, non lo sapevo, che Legnago si è allacciato a Lonigo molto tardi e poi non uniformemente. Al di qua dell'Adige, cioè la parte nord di Legnago, si è allacciata negli anni 90, quell'altro addirittura nei primi anni 2000. Quindi io che voglio vedere chi ha avuto un'esposizione fetale, cioè chi è nato da una mamma che beveva acqua con i PFAS, devo capire quando l'acquedotto di quel comune distribuiva l'acqua di Lonigo. Questo lo farò in secondo tempo perché per adesso proprio non ce ne abbiamo il tempo, però è un altro lavoro che vorremmo fare. Si iscrive, riceve il questionario, compila il questionario, dopo perde circa 3 ore, anche meno. E cosa fa il ragazzo? Fa per prima cosa gli esami del sangue, per seconda cosa raccoglie lo sperma per fare l'esame dello sperma, cioè lo spermiogramma, che è l'esame principale per la fertilità, fa un'ecografia ai testicoli, fa una densitometria ossea e fa una visita urologica. Quando ha fatto queste tutte 5 cose va a casa. Dopo 20 giorni c'è un andrologo che segue il nostro studio, proprio uno specializzato in andrologia, e gli fa trovare nel sito di questo poliambulatorio la lettera da consegnare al proprio medico curante. Allora, come dico, finora abbiamo fatto 63-64 sabati in circa 18 mesi e abbiamo visto con questo sabato qua dovremmo essere sui 940 ragazzi già visitati. Vogliamo superare i 1000 perché sia per calcoli statistici sia questa è un'ambizione proprio puerile, ma è così, siccome lo studio attualmente più numeroso è dei danesi ed arriva a 1030, come mi dicono sempre i radiologi per prendermi in giro, tu vuoi arrivare a 1031, certo, dico io, se sono arrivati i danesi a 1030 noi non ci arriviamo a 1031, a parte gli scherzi. Chiaramente voi sapete che più è numeroso il campione statistico, più è numeroso il campione di studio, più sono solide, anche nel senso proprio della relazione causa-effetto, le conclusioni statistiche. Questo è un po' lo studio. Sono importanti, io credo, le collaborazioni che abbiamo. La visita urologica, siamo d'accordo, abbiamo un contratto, una collaborazione scritta con l'Università di Modena, la scuola di specializzazione di urologia, e vengono su da Modena tutti i sabati degli specializzandi che quindi sanno fare il loro lavoro, e per questo e perché a Modena stanno facendo uno studio molto simile sull'effetto, essendo loro urologi, del piombo, perché là è una terra ceramicola, mi hanno spiegato, cioè dove fanno le ceramiche contengono il piombo, gli spermatozoi non gradiscono il piombo e quindi fanno uno studio simile al nostro, solo che al posto di PFAS mettono il piombo.
Tutta l'elaborazione statistica viene fatta dal professore ordinario di statistica dell'Università di Padova, dell'Istituto di Statistica, professor Biggeri. Il dosaggio dei PFAS viene fatto nell'Università di Ancona, dal Dipartimento di Medicina e Istituto di Medicina Legale, quindi mi sento abbastanza tranquillo. Ho chiesto, con tutti questi collaboratori abbiamo rapporti scritti, abbiamo convenzioni scritte, ho chiesto che nella messa a punto del metodo, soprattutto sul dosaggio dei PFAS a livello spermatico, avesse il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, cioè che si confrontasse, perché voi capite, dopo noi vorremmo, un altro nostro sogno sarebbe quello di poter portare lo studio a livello del processo che si sta facendo, ma siccome ci sono andato 4-5 volte e vedo cosa fanno gli avvocati della difesa, la prima roba che giustamente loro fanno il loro lavoro, cercano di smontarti dal punto di vista tecnico il tuo lavoro, quindi io cerco di fare in modo che loro non possano farlo. Nel momento in cui la prima cosa che potrebbero dirmi è che il dosaggio è fatto da un'università che non è certificata, e io cerco invece proprio la certificazione per non dover avere questo tipo di obiezione. E dopo abbiamo, che è la cosa più bella, ma ci verrà un po' di tempo, con la Federico II di Napoli, 2 collaborazioni, uno per la ricerca nello sperma di tutti gli altri inquinanti, dai metalli pesanti ai derivati della plastica, ai policarburi idrociclici aromatici, e fino a altre sostanze, e dall'altra parte con biologia là stanno lavorando un bellissimo lavoro sul DNA degli spermatozoi, per vedere se anche con uno spermiogramma normale in realtà il DNA dello spermatozoo già registra delle alterazioni che dopo saranno quelle che portano nel tempo a un danno visibile dal normale spermiogramma. Voi sapete, se fate uno spermiogramma normale ci sono 3, noi seguendo il WHO, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, guardiamo 4 parametri. Il primo, il volume, cioè il volume di un eiaculato maschile, se è inferiore a 1,4 millilitri per l'OMS è patologico, cioè è sotto il quinto percentile. Il numero, che deve essere maggiore di 36 milioni totale di spermatozoi. La motilità complessiva, che deve essere superiore al 43%, la morfologia, che deve essere normale, superiore al 4%. Questi non sono parametri che ci siamo inventati noi, naturalmente l'andrologo che è con noi e che di mestiere legge gli spermatozoi in una casa di cura, in un poliambulatorio privato, ha detto questo è l'OMS e noi adoperiamo i parametri dell'OMS. Mi pare di aver detto tutto, anche perché se riesco qua vi faccio vedere le prime cose. Ecco, un'altra cosa che mi ero dimenticato, che ci tengo molto. Durante la visita abbiamo fatto in modo che l'urologo insegni l'autopalpazione testicolare. Questo come diagnosi precoce di tumore al testicolo. Tutti i ragazzi che vengono, allora la giornata funziona così, loro vengono lì, io me li prendo per una mezz'oretta, gli faccio firmare il consenso informato e gli spiego come funziona lo studio. Dopo li accompagno per fargli vedere il giro che devono fare dei 5 ambulatori, e dopo ritorno nella mia stanza e mi prendo il turno successivo. Sono vediamo circa 20 ragazzi ogni sabato, sono circa 4 turni grosso modo da 5 ragazzi. Durante quella mezz'oretta lì perdo parecchio tempo a spiegare che l'urologo gli insegnerà l'autopalpazione, che loro non devono perdere questa occasione, perché è un'occasione per loro, sono ragazzi tra i 20 e i 30 anni in genere, che si portano avanti per tutta la vita, per imparare loro stessi come sono capaci le donne di palparsi il seno. Dio solo sa perché noi non siamo capaci di palparci i testicoli, ma se imparassimo sarebbe un buon modo per fare diagnosi prima di tumore al testicolo. Allora, i dati che ho portato sono solamente descrittivi, non riesco a fare le associazioni perché non ho ancora il ritorno del dosaggio dei PFAS. Su 880 partecipanti era quelli che abbiamo visto il 29 luglio e il nostro database è fermo lì, un po' alla volta l'aggiorniamo. Allora, chiaramente sono descrittivi, però c'è una cosa che mi ha colpito subito, tutto sommato, ed è che
usualmente uno spermiogramma alterato, vuoi per il volume, vuoi per il numero di spermatozoi, vuoi per la morfologia, vuoi per la motilità, nella popolazione normale si attesta sul 15-18% delle persone hanno problemi allo spermiogramma. Nella nostra popolazione attualmente siamo al 32%. È vero che possono dire che allo studio noi non abbiamo reclutato, come si dice, random, cioè telefonato a casa secondo una lista random, casuale. Ci possono dire, come ci hanno già detto, che tutti quelli che venivano sono venuti perché pensavano di avere un qualche problema e quindi è una popolazione selezionata. Però su 1000 difficile che tutti abbiano fatto questo pensiero qua. Comunque i dati sono che da noi su 880 abbiamo visto 281 spermiogrammi alterati, che sono pari al 32%, è abbastanza. Poi se noi andiamo a vedere, le alterazioni più frequenti sono la diminuzione di numero e la morfologia, e questo ci sta con la letteratura internazionale. Anche i nostri amici danesi, i cinesi e gli americani hanno trovato grosso modo queste cose qua. E infine una cosa su cui ci stiamo dedicando molto è, vediamo se riesco ad avere la diapositiva. Allora, durante la visita non è solo una visita dei genitali esterni, facciamo una visita abbastanza completa, che dà un occhio anche alla salute in generale. Perché? Perché la fertilità del maschio dipende anche dalla salute generale. Pochi lo sanno, ma lo sperma è alla fin fine una sentinella di salute. Chi ha un buon esame dello sperma, usualmente questo correla con un buono stato di salute e viceversa. Per cui durante la visita viene misurata la pressione, viene misurata la circonferenza addominale, il peso e l'altezza per calcolare il rapporto e quindi l'eventuale obesità. E abbiamo percentuali alte soprattutto di ipertensione, e questo nel senso che anche qua siamo intorno al 30%. Questo non ci stupisce, perché in letteratura internazionale sono già stati pubblicati. C'è un bellissimo studio pubblicato dall'Università di Padova, la professoressa Canova, che ha studiato anche lei, studiando i dati raccolti con il piano il piano di osservazione che hanno fatto in regione, ha trovato una correlazione positiva tra la percentuale di PFAS e i valori pressori, quindi non è una novità. Noi adesso i valori pressori i valori dei PFAS non li abbiamo, spero di averli entro fine anno, perché hanno cominciato adesso l'università a darmeli. E c'è un po' di lavoro, nel senso che me li dà in due formati, uno in Excel che va nel database, uno in PDF, l'ho chiesto, per poi i ragazzi noi lo mettiamo nel sito del poliambulatorio, se lo possono scaricare, perché io voglio che ogni ragazzo abbia un suo referto con il dosaggio dei suoi PFAS nel siero e nel seme che gli rimanga, perché è una buona cosa. Così come chi va via ha il referto dell'ecografia, il referto della densitometria, il referto della visita. Sono referti cartacei firmati dal medico specialista che li ha fatti, perché un domani loro vogliono avere 15 figli, sanno da dove cominciare, se c'è qualcosa se tutto va bene o se c'è qualcosa che non va. E come dico, anche dal punto di vista della pressione abbiamo notato una percentuale, trattandosi di ragazzi giovani, più alta di quella che era attesa. Monitoriamo anche, come ho detto, la circonferenza addominale, ma lì siamo tutto sommato anche se ad esempio il NASEM, che ha citato prima il dottor Cordiano, sta facendo degli studi proprio di correlazione fra i PFAS e l'obesità, soprattutto adolescenziale. Noi diciamo sempre, Madonna, tutti i ragazzi di adesso sono obesi, ma saranno anche colpa loro che mangiano sporcherie, ma forse c'è anche qualche cos'altro dentro quell'obesità lì. Ecco, questo è lo studio, io spero che riusciamo a concluderlo come arruolamento, lo terminiamo a novembre, perché a novembre sicuramente arriviamo a 1000, ad avere i dati
e poi elaborarli. Questo non dipende più da me. Io con enorme soddisfazione, una volta che ho raccolto i dati e mi faccio riprendere, vado a Padova alla statistica, prendo tutto il maloppo, glielo do a Bigeri e adesso lavoro a te. Tutto qua. E completiamo questa parte stretta sui PFAS con l'intervento di Donata Albiero sul progetto PFAS nelle scuole del Veneto. Buongiorno intanto. Io ho dato il titolo del breve intervento di oggi per spiegare il perché ci muoviamo noi, raccontare a una generazione tradita i FAS, killer invisibili. Allora io non sto a voi che siete gli attivisti di punta del Veneto a raccontare per filo e per segno quello che è il nostro percorso educativo nelle scuole. Io sono la coordinatrice di un gruppo educativo operativo nelle scuole che vanta esperti, i medici ISDE, senza i quali non potremo certo parlare di salute nelle scuole, gli esperti del territorio, i nostri grandi amici. Prima avevo visto qua anche Dario Zampieri, che è andato via, che è esperto proprio del territorio, ha lavorato nell'Università di Padova. Poi abbiamo anche Francesco Basso, che è un ex funzionario dell'ARPAV, che è anche un consulente di tribunali. Insomma, con questi esperti del territorio che si confrontano con i ragazzi e poi anche con gli attivisti del movimento, dalle mamme no FAS a Rete Gas ai cittadini che si danno da fare, facciamo un confronto con i ragazzi. Quest'anno parte questo attivismo nelle scuole, parte con un percorso educativo dal titolo significativo One Health, una salute FAS, inquinanti per sempre, e si snoda in diverse opzioni da un progetto vero e proprio che dura mesi e che coinvolge la scuola, coinvolge i ragazzi, perché li sfidiamo a fare un percorso di cittadinanza attiva e poi a confrontarci con noi come adulti alla fine del percorso. Ma abbiamo anche incontri di sensibilizzazione strutturati, perché non facciamo conferenze, nel senso che noi vorremmo, diamo loro del materiale di studio, metodologia dell'apprendimento attivo, e poi su questo materiale di studio fornito, semplificato, schede mediche, visione di filmati, di documentari, libri di attivisti, via dicendo, su questo materiale scatta con l'incontro anche di sensibilizzazione con il relatore, che tutto è meno che relatore, nel senso che sprona, almeno cerchiamo di spronare gli studenti a fare domande, a fare provocazioni e a confrontarci. Non è facile, perché noi siamo degli esterni e siamo degli estranei, e i ragazzi bisogna colpirli emotivamente, e non è facile quando entri da esterno, da estraneo. Un conto è essere un insegnante che si ricoccola, si ricura, o si fa odiare o si fa amare, ma il tempo dell'anno scolastico. È un conto è essere Pinco Pallino, puoi essere dottore, ingegnere, professore, però il Pinco Pallino che entra nella scuola magari su segnalazione degli insegnanti e ti devi conquistare l'uditorio, chiaro? Questo è anche la nostra scelta nel corso degli anni. Prima eravamo affascinati dai numeri, quindi facevamo anche le grandi assemblee con gli studenti, poi abbiamo capito che il nostro obiettivo era un altro, era quello di creare dei punti di riferimento per altri studenti, per essere i pionieri di una comunicazione con altri studenti, e quindi abbiamo scelto i numeri di 1 o 2 classi, ecco, al massimo su 50 allievi, per confrontarci. Tenete presente che siamo una piccola forza che gira come una trottola in tutte le province del Veneto gratuitamente. Allora, essendo degli attivisti seri e impegnati, non vi racconto l'organizzazione, la metodologia, i contenuti, i monitoraggi e le valutazioni che ci fanno, perché
essendo una persona che conosce la scuola, è chiaro che dobbiamo essere seri e dobbiamo anche, diciamo così, farci valutare non nelle nostre competenze, perché i ragazzi non possono valutarci nelle competenze, ma nella simpatia, nel coinvolgimento, nella comunicazione e tutto il resto. Allora, se volete come attivisti, se volete anche farci propaganda perché ci serve, poi vi dirò il perché io mi riallaccio alla relazione introduttiva, se volete conoscere veramente qual è il percorso, andate nel sito di FASLand. Perché dico il sito di FASLand? Perché ha l'esclusiva, diciamo così, degli articoli che faccio sulla scuola. E perché c'è la FASLand? Perché è quell'organo di informazione online che per primo ha creduto in questo discorso e per primo ha lanciato il percorso, facendolo poi approvare, il percorso nelle scuole. FASLand è nato, diciamo così, istituzionalmente, diciamo ufficialmente nel 2018, e nel 2018 è incominciato anche il percorso nelle scuole del gruppo educativo CILSA. Correttamente non dice di essere CILSA, ma c'è. Io sono di CILSA, il dottor Fazio è di CILSA, il dottor Cordiano è di CILSA, Claudio è di CILSA. Noi vantiamo anche queste persone di CILSA che ci credono, che però là non diventano associazione, ma sono appunto un gruppo. Se poi voleste sempre come attivisti ben informati e seri, c'ho anche un blog, si chiama Generazione Speranza, è tutto dire. È nato nel 2013, quando, triste perché avevo lasciato la scuola, mi sono messa a scrivere in questo blog problemi della scuola e dei ragazzi, ed è stato visualizzato più di 1 milione di persone. Allora, continuando, io mi pongo il tema di questo convegno, ma semplicemente noi in questo convegno abbiamo detto che vogliamo fare, diciamo così, una critica o comunque un'analisi del nostro operato, vedere se ci sono dei punti deboli e vedere le possibilità che abbiamo, perché tutti noi che siamo qui non vogliamo rimanere fermi. Anzi, è nel nostro DNA, quindi andiamo avanti, però effettivamente ci sono delle problematiche, e vedere se ci sono delle altre strategie. Allora ho messo il mio discorso, avevo delle belle immagini, speravo di commuovervi, ma pazienza, le avrai YouTube, e ho messo le istituzioni al centro, l'istituzione in FAS, e lì ho messo 4 scimmiette: non vedo, non sento, non parlo, non ricordo. Questo è il silenzio assordante delle istituzioni con cui dobbiamo fare i conti tutti, anche noi che entriamo nelle scuole. Allora, da una parte c'è questa generazione tradita, ed è inutile che lo dica a voi, perché è tradita da noi. Il futuro qual è? Che cosa aspetta loro? Certo, i miei figli, ma soprattutto i miei nipoti, avranno meno di quello che ho avuto io. Dall'altra abbiamo questo potere delle istituzioni, un potere che oscura il diritto dei cittadini di sapere i rischi che corre in questo degrado ambientale, va bene? Quali sono i rischi? Diciamo, ragionavamo spesso, perché anche noi ci confrontiamo, non è che non sappia, è che non ha, è assuefatto, minimizza, non ha la consapevolezza dei danni che lo colpiscono. Allora, qual è stata la nostra risposta di cittadini attivi? Nel nostro caso, come gruppo operativo, era di cercare un'alleanza con la scuola. Ovvio, educa, ovvio, forma, oltre alla famiglia c'è la scuola. È chiaro, vista la situazione qual è, che dovevamo ricorrere alle scuole. E qui noi ci siamo confrontati e abbiamo dato con chiarezza la nostra vision e la nostra mission del percorso. Collegare. Allora, i FAS, noi affrontiamo i FAS, ma non come problema specifico. Li colleghiamo a un discorso generale di salute e di ambiente in quest'epoca che stiamo vivendo. Il tutto nel concetto filosofico, appunto, di One Health, una salute. Perché? Perché tutto è interconnesso,
perché la salute dell'uomo va di pari passo alla salute degli altri esseri viventi, degli animali, della natura, perché noi non possiamo star bene in un ambiente ammalato, perché l'uomo non è alternativa alla natura, perché l'uomo è salute, l'uomo è natura, perché non c'è un pianeta B, tutto collegato, salute e ambiente. Questa è la nostra vision e mission. Perché anche mission? Perché quando affrontiamo i ragazzi subito ci dicono: ah, ma noi non siamo della zona rossa, ah, ma non è un problema che ci riguarda, ah sì, l'abbiamo sentito, ma... E allora noi spieghiamo che parlare di FAS, parlare di pesticidi, parlare delle discariche, parlare della TAV, parlare della pedemontana, parlare dell'inceneritore è insomma tutto un discorso che si collega, una visione sistemica, olistica, in cui tutti siamo coinvolti. Allora lì è la prima modalità con cui ci rapportiamo con i ragazzi. Partiamo come percorso educativo col motto che troverete in tutti gli scritti e in tutte le relazioni fatte: conoscere è il primo momento. Io conosco, solo se conosco capisco, solo che capisco posso agire, perché l'azione è la risposta a una situazione di degrado, a una situazione che voglio cambiare, sempre se la voglio cambiare. Così ci si pone coi ragazzi. E quindi dove vogliamo arrivare noi? Sì, sono le solite frasi, però effettivamente con i ragazzi poi le sviluppiamo. Il cambio di paradigma culturale. Ora, viviamo in una società, chiamatela come volete, ma con i ragazzi dico, viviamo in una società in cui è messo al primo posto il profitto, è messo al primo posto il mercato. Il guaio è che, fra l'altro, profitto e mercato sono di interesse di pochi. Della comunità nessuno ne parla. Ebbene, noi vogliamo capovolgere il mercato, capovolgere il nostro sguardo e metterci dalla parte dei cittadini. Dalla parte dei cittadini, quindi il principale obiettivo e anche la condizione essenziale è la salute. La salute, perché diventa anche il diritto alla vita. Ora, se la salute è un diritto, è il diritto alla vita, altrettanto io devo informare, perché la gente non sa. Il rispetto dell'ambiente senza compromessi, senza sconti né ricatti. La battuta, Cordiano si ricorda bene, in uno dei primi incontri che abbiamo fatto a Valdagno, dove gli avevo detto che la scuola non voleva che si facesse i nomi di chi aveva inquinato, perché erano cambiati, perché davano finanziamenti, e allora Cordiano tutta la sera mi ha fatto morire da ridere nella tristezza generale. Mi ha fatto morire da ridere perché tutta la sera diceva perché il signor non lo posso dire perché la coordinatrice mi ha detto di no, perché quell'altro non si può dire perché altrimenti urtiamo, e quindi è riuscito senza fare il nome a far capire a tutti quali erano i problemi. Vabbè, allora guardiamo il mondo dal punto di vista dei cittadini che si devono organizzare, che si devono informare e che poi devono informare gli altri, che devono partecipare alla vita pubblica. Questo è il discorso che si fa con i ragazzi e che si intavola, che non devono delegare se vogliono difendere i loro diritti. E poi diciamo ai ragazzi che il ruolo della scuola è importante perché, se ben sfruttato, trasforma i sudditi in cittadini, cioè li fa ragionare. E poi però dopo che abbiamo fatto, diamo una consegna precisa ai ragazzi con l'agire, che è l'imperativo categorico se si vuole cambiare una situazione spiacevole. Ognuno di noi può fare la propria parte dove vive, perché è insieme, perché da soli non si vince. Insieme facciamo la differenza.
Questi paiono bei discorsi, poi però entrano nella pratica i ragazzi. Sulla base di queste condivisioni o di questi tentativi di condivisioni nelle 3 ore di esperti che abbiamo consumato a scuola, ma con un lavoro a monte di schede, di materiale dato, di relazioni con l'insegnante e via dicendo, diamo una consegna precisa. La responsabilità e l'attivismo. E soprattutto di fronte a certi insegnanti o a certi dirigenti o vi dicendo che ci dicono sempre che non possiamo essere pessimisti, che i ragazzi altrimenti si spaventano, che dobbiamo essere buoni, che dobbiamo indorare la pillola, noi invece usiamo l'espressione di Greta Thunberg, non dobbiamo pensare all'ottimismo o al pessimismo, ma essere realisti. Bisogna dire la verità, qual è la situazione e che cosa dobbiamo fare per prevenire la catastrofe. Dire insomma le cose come stanno. Ecco, noi diciamo le cose come stanno. Noi forse facciamo la controinformazione rispetto ad altre situazioni. Naturalmente ho detto prima che tutto è interconnesso, quindi noi colleghiamo la crisi ambientale e la crisi climatica, capiamo che la tematica ambientale abbraccia tutta la sfera delle relazioni umane e che c'è bisogno della nostra attenzione. Quando parlo dell'acqua, perché è il punto focale dei FAS, anche se sappiamo che ormai si trovano i cibi nell'aria dappertutto, però è l'acqua il punto focale, facciamo vivere ai ragazzi quella grossa contraddizione del nostro mondo occidentale, là dove nel terzo mondo c'è la penuria dell'acqua, tanto da suscitare anche le immigrazioni o via dicendo, e qua che ancora ce ne abbiamo, non si sa fino a quanto, ci permettiamo il lusso di contaminare le falde per un centinaio di anni. Ecco, queste le contraddizioni che cerchiamo di far svolgere. E poi chiediamo: e io, inteso come studente, che cosa posso fare? Cosa posso fare da solo? Cosa posso fare collettivamente? Perché è vero, diciamo usando un'affermazione di Martin Luther King, è vero che voi in quanto tali non siete responsabili della situazione in cui vi trovate, però lo diventate anche voi se non fate nulla per cambiarlo. Quindi noi utilizziamo così, con il confronto. Facciamo delle domande agli studenti, diamo loro delle domande sperando nelle risposte. Che cosa pensano di fare per coltivare la speranza di poter cambiare, di poter essere protagonisti della loro vita? Quali azioni propongono per scuotere i compagni, per scuotere la scuola, per scuotere la comunità? Quali iniziative intendono prendere per far pressione sulla politica? Perché anche lì negli ultimi anni ci siamo riusciti a far capire anche agli insegnanti, perché è più facile farlo capire agli studenti, far capire che le decisioni vengono dalla politica, non c'è niente da fare. Ci sono le leggi. Se una legge è sbagliata la dobbiamo cambiare, ma là dobbiamo puntare. E allora dobbiamo agire con forza per far cambiare la politica, per far modificare la legge. Ecco, questa è la nostra azione nuova che sta trovando il giusto riconoscimento nei ragazzi, almeno l'anno scorso l'abbiamo constatato e ho scritto anche le risposte dei ragazzi nella relazione finale. Insomma, abbiamo la necessità di creare un ponte tra gli studenti, i giovani, e le lotte ambientaliste nel territorio. Questo è il nostro obiettivo. La considerazione finale è che lo sappiamo tutti che la cittadinanza attiva è una sfida, lo sappiamo tutti che dobbiamo agire come collettività e essere uniti, sappiamo a tutti che uniti si può vincere, genitori insieme coi figli, docenti di studenti, adulti e bambini, e che deve essere un percorso continuo, diciamo, con i ragazzi di studio, di informazione, di comunicazione, di relazione. Ho i miei esperti, penso anche a Claudio quando continua a insistere sulla capacità di studiare.
per essere autonomi nel pensiero, per criticare, anche noi esperti, fra virgolette esperti, anche i relatori. Cioè avere degli strumenti intellettuali che permettono ai ragazzi di fare delle scelte. Ecco, noi confidiamo, se devo dire lo sforzo che faremo quest'anno, comunque da una parte confidiamo negli educatori. La storia continua. Come? Allora, c'è un altro problema che avremo quest'anno. Voi lo sapete che il movimento, gli attivisti, le istituzioni li cercano di schiacciare in vari modi. Ne sa qualcosa Donatella, ne sanno quelli che hanno fermato un'ora al ponte sempre con una multa astronomica, ma stanno agendo anche nelle scuole. Il voto in condotta. Mentre io finivo sempre le relazioni nella scuola, agitatevi, scuotetevi, protestate. Non lo so io se dirò queste stesse parole cosa succederà quest'anno, se c'è il voto in condotta, se qualcuno usa il voto in condotta per bloccare gli studenti, non lo so. Quindi abbiamo anche questo problema. Comunque, io credo che noi dovremo aprire, se ce lo permettono i docenti, un canale di comunicazione fra studenti, fra di loro, studenti e docenti, che hanno interesse il problema dei FAS, che può essere quello di pesticidi o vi dicendo, insomma, che hanno il problema e che li coinvolgono in un confronto, magari usando anche il digitale, visto che loro sono forti in questo. Creare un fronte comune contro la disinformazione, questo ce lo chiedono i ragazzi perché hanno scoperto che i loro compagni sono disinformati, e conquistare nuovi livelli di democrazia. Cioè, anche i Friday for Future non ci sembra che riescano a incidere molto nella scuola. Sarebbe bello se venissero insieme con noi nella scuola. Comunque sarebbe bellissimo se riuscissimo a fare un'agorà con protagonisti i ragazzi e che coinvolgono gli adulti nell'ambito del territorio in cui vivono, dove ci sono determinati problemi, ma che fossero loro, magari col nostro aiuto, ma loro i protagonisti. Quindi noi ci sforziamo. E poi ho riportato come fine una vignetta di Pat, salute o profitto, FAS o non FAS? Non vedo il dilemma, perché noi siamo per il FAS free, vogliamo un mondo libero di inquinanti e sarà questo che noi portiamo nella scuola. Come ultima slide per commuovervi, che non vedete, è una persona che abbraccia il mondo, e allora io dico un'utopia, noi la trasformiamo in speranza. Grazie. Allora, abbiamo il tempo per un intervento ancora, che è quello di Mattia Donadel sulla questione PFAS, e poi ci rivediamo alle 3 in punto. Mattia, prego te. Vabbè, io cerco di essere breve, in realtà non ho portato una presentazione, è più un intervento, insomma, di aggiornamento su quello che stiamo facendo, ma che si inserisce molto bene anche come spunto, diciamo, su un lavoro che già alcuni stanno facendo e altri magari potrebbero cominciare a fare. Allora, giusto in estrema sintesi per chi magari non ha seguito le nostre vicende ultimamente, noi ormai sono 4 anni che stiamo battagliando contro la realizzazione di un nuovo inceneritore della ex municipalizzata, perché ha anche partecipazioni private di una holding che è quella di Mandato, insomma, che è un po' il business dei rifiuti e dell'agroindustria nel Triveneto. Comunque, insomma, nuovo inceneritore di Veritas a Fusina, previste 3 linee, partita una in teoria in costruzione, la terza non è stata autorizzata. Questo anche, diciamo, lo possiamo rivendicare per la battaglia che abbiamo fatto, per i ricorsi che seppur abbiamo perso per vizi di forma non di sostanza, hanno rallentato notevolmente la realizzazione di quest'opera. Vero business di tutta questa cosa qua non erano tanto i rifiuti, l'abbiamo capito strada facendo, perché ovviamente le cose non le raccontano mai come stanno, ma era proprio la gestione dei fanghi di depurazione.
fanghi di depurazione che in particolare quelli che vengono da questa zona sono contaminati da PFAS, ma che in realtà il problema PFAS riguarda tutti i depuratori, perché ormai abbiamo le analisi in mano di diverse situazioni, ovviamente non nelle stesse concentrazioni, che qua sono abnormi, però in presenza significativa, insomma. Nel frattempo che noi abbiamo rallentato un po' questa Veritas, spunta Eni Rewind, che sarebbe la società green di Eni, che propone di fare appunto altre 2 linee di incenerimento a poca distanza di Pelaltro, insomma, anzi un po' più vicino all'abitato di Malcontenta, che è il paese più esposto in assoluto, perché è il più prossimo, addirittura più vicino di Marghera alla zona SIN, al polo industriale. 2 linee per bruciare sostanzialmente tutti i fanghi, o quasi tutti i fanghi di depurazione che provengono dal Veneto. Nel frattempo è stata approvata la 4ª linea degli inceneritori di Padova, che già brucia fanghi sia di origine civile sia di origine industriale. Attenzione, io sempre preciso, quando si parla di fanghi di depurazione civile non vuol dire che vengono solo dalle depurazioni dei reflui domestici, perché i depuratori confluiscono anche i reflui di molte industrie, di molte attività artigianali, eccetera, molte delle quali sono anche riconosciute come fonte di pressione, in particolare per quanto riguarda i PFAS. A Schio si sta proponendo di fare la stessa cosa, quindi lo dico questo perché è chiara la strategia regionale di risolvere parzialmente il problema dei PFAS, almeno per quanto riguarda lo scarto, cioè i fanghi, bruciandoli. Si è già detto prima, qualcuno lo accennava, non mi ricordo se Cordiano o chi, insomma, e nel ricorso noi l'abbiamo messa, Titta lo sa, non lo sappiamo. Ci sono diversi studi scientifici che dicono che molti di questi PFAS, non tutti ma molti, non sono termodistruttibili se non a temperature altissime, quindi significa che se li buttiamo dentro gli inceneritori con i fanghi o con i rifiuti, perché molti rifiuti contengono PFAS, e la dimostrazione abbiamo dei percolati di discarica che sono estremamente pieni, cioè con alte concentrazioni, perché l'acqua di lava porta giù e lì si concentrano, è chiaro. Se li buttiamo negli inceneritori, questi escono dai camini e contaminano le aree circostanti. Abbiamo l'esempio dell'inceneritore nello stato di New York, non mi ricordo mai come si chiama, insomma ci sono. Vabbè, noi siamo in questa situazione, stanno andando avanti con queste opere. Nel frattempo aggiungo un tassellino che magari riguarda meno i PFAS ma riguarda le altre sostanze inquinanti di cui adesso dirò. Centrale Enel a carbone, con la scusa dico scusa perché è una scusa del conflitto che c'è adesso tra Russia e Ucraina, della guerra, per meglio dirla, è tornata, doveva essere convertita a gas, non che questo sia la soluzione ovviamente, ma non apriamo questo tema, tornata a funzionare a pieno regime a carbone. Quindi lo dico questo perché in realtà quando hanno proposto l'inceneritore dicevano vabbè, ma l'inceneritore insomma tutto sommato rispetto alla centrale che andrà a chiudere, che non era vero, inquinerà molto meno, invece abbiamo l'inceneritore, una linea che brucia già fanghi, e abbiamo la centrale e ne vogliono fare la seconda linea e l'inceneritore di Eni Rewind. Quindi su questa cosa qua loro stanno andando avanti, noi facciamo resistenza, però abbiamo detto siccome la questione è che quando li ascolti, che siano i proponenti, che sia la regione, chi deve autorizzare, va sempre tutto bene, questi impianti non solo non hanno impatti ambientali, non producono impatti ambientali, ma fanno addirittura bene l'ambiente, perché fare diversamente significherebbe fare peggio. Arrivano a scrivere questo sulle carte che presentano, no? Ma il tema che loro dicono è: noi rispettiamo le concentrazioni. Allora, posto che poi sul controllo delle emissioni gassose, liquide, dei rifiuti che producono, eccetera, il controllo non viene fatto, sostanzialmente viene affidato agli stessi che gestiscono l'impianto. Addirittura Veritas affida i propri campioni a un suo laboratorio, una società sua 100%, quindi proprio vabbè. Ma ammettiamo che quello che loro dichiarano, eccetera, sia quello che è. Loro dicono rispettiamo le concentrazioni, benissimo. Noi diciamo ci mancherebbe che non le rispettaste perché sareste fuori legge, ma virgola. Dopodiché quanta roba bruciate? Allora la linea di inceneritore, la L1, butta fuori dal camino principale 59.000 metri cubi di fumi all'ora e funziona 343 giorni all'anno, l'ultimo report, ok? Quindi fate conto voi quanti milioni di metri cubi di gas
vengono fuori da quel cammino. Allora è la quantità di cioè noi dobbiamo guardare il flusso di massa, non la concentrazione, perché in particolare sostanze come i microinquinanti organici persistenti e i microinquinanti inorganici persistenti, poi ci sono tutti gli altri inquinanti, NOx, polveri e quant'altro. Concentriamoci un attimo su questi perché arriviamo subito al punto. Questi si accumulano nell'ambiente perché i PFAS in più di tutti, perché sì, qualcuno diceva prima, molecole cosiddette eterne, no? Allora man mano che tu butti fuori questi continuano ad accumularsi. Allora noi parallelamente con queste battaglie sono quasi lo stesso periodo che ci battiamo anche per la questione dei biomonitoraggi, perché diciamo, noi sappiamo dallo studio Sentieri, da altri studi che sono stati fatti nell'area del Porto Marghera, nella circostante, che ci si ammala di più eccetera, però alla fine questa cosa sembra non interessare nessuno. Che ha donato e diceva le quattro scimmiette, non vedo, non sento, cioè, me ne frega, non c'è. Infatti il nostro studio si chiama, cioè, abbiamo fatto un titolo, chi cerca trova, perché se non cerchi sicuramente non trovi, infatti abbiamo cercato, abbiamo trovato qualche cosa. Allora ci stiamo battendo perché vengano fatti dei biomonitoraggi, vogliamo capire quant'è il carico, come lo studio che è stato presentato poco fa, no? Quant'è il carico di veleni che noi stiamo acquisendo, che poi dopo ragioniamo su alcuni di questi, ma come ci ricorda bene i medici di ISDE, nel nostro caso Vitalia Murgia che ci aiuta tantissimo, è l'esposoma che noi dobbiamo considerare, la quantità di cose, di inquinanti diversi che abbiamo dentro e che tra loro interagiscono, non è che il nostro organismo risponde ai PFAS, risponde alle diossine, risponde ai metali, deve rispondere al cocktail di sostanze, quindi il meccanismo, come dire, è ancora più devastante se vogliamo da un certo punto di vista. E quindi battendo su questa roba qua, dai, insomma, per qualche congiunzione astrale sta partendo un progetto dove c'è anche il professor Bigeri con l'Università di Padova sui biomonitoraggi umani. Verrà fatto le prime tre realtà sono Porto Marghera, la Valle del Serchio e Manfredonia, e è un progetto che prevede la partecipazione dei cittadini, insomma ci siamo accreditati benissimo. Ieri abbiamo fatto una riunione, dovrebbero essere 150 i campioni, cioè le persone che saranno più un campione che riguarda i bambini. Benissimo, però questo progetto bello, ci stiamo, diamo una mano, vediamo come va, anche voi vogliamo presidiarlo, solo che finirà nel 2026 se va bene. Nel frattempo questi vanno avanti. Allora noi abbiamo detto, sai che c'è? Noi proviamo a fare uno studio nostro in piccolo perché costa un sacco di soldi. Abbiamo fatto sulle uova, abbiamo ricercato diossine, PCB e PFAS. Un campione che è composto da 6 uova costa l'analisi di queste sostanze 700 euro. Okay? 4 campioni fa praticamente 2.800 più IVA, insomma superiamo i 3.000, ok? Vabbè, abbiamo trovato il modo di farlo eccetera, e sappiamo che non è uno studio dal quale possiamo trarre delle conclusioni, noi per primi lo diciamo, delle conclusioni su quello che è lo stato, però diciamo dà delle indicazioni ben precise, perché 2 campioni su 4 sono fuori limite per quanto riguarda la somma di diossine e PCB diossinosimili. Gli altri sono nei limiti, ma le concentrazioni sono molto alte, tanto alte da essere di molto superiori allora, il limite soglia di legge è quello dato dal regolamento europeo del 2019, appena aggiornato da EFSA, ma sappiamo chi è EFSA, no? Voglio dire, stiamo seguendo la questione del glifosate proprio in questi giorni. La raccomandazione del 2013 era molto più cautelativa, un po' come il discorso dell'OMS sulle polveri sottili, darebbe indicazioni molto più restrittive, ma la norma europea è più alta, ma considerevolmente più alta. Quindi sarebbe quello il parametro vero. Bene, anche le altre 2 uova che sono dentro i limiti sono ben superiori alla raccomandazione europea. Dove le abbiamo prese queste uova? Le abbiamo prese una a Malcontenta, area agricola di Malcontenta, quindi diciamo le abbiamo concentrate tutte a ovest, sud-ovest del polo chimico di Porto Marghera, perché i venti prevalenti vengono da nord-est sostanzialmente, e quindi è logico attendersi che le ricadute dei fumi stiano dalla parte opposta. Uno a Marghera Centro, uno a Marghera Villabona dove c'è la barriera autostradale che conoscerete, insomma appena a nord, e uno un po' più
distante, a Oriago, quindi comune di Mira, sempre un'area agricola posta a sud-ovest del polo chimico. Bene, Malcontenta e Villabuona sono risultati fuori per fuori, gli altri come vi dicevo. Oltre a questo, cosa abbiamo cercato? Abbiamo cercato anche i PFAS. Perché i PFAS? Tanto noi non siamo mica zona rossa, neanche verde, neanche arancione, cosa siamo? Non siamo niente, voglio dire. Ma noi sappiamo che i PFAS ci sono non solo perché escono dai camini, ma perché ci sono anche nelle acque che sversano nel bacino scolante e tutta una serie di cose. Quindi, e li abbiamo trovati, non li abbiamo trovati oltre quegli 1,7 grammi che hanno imposto nanogrammi che hanno imposto come limite soglia, ma siamo tra il 40 e il 60% del limite, quindi parlando di nanogrammi siamo tra i 300 e i 680 nanogrammi diciamo di concentrazione perché te lo danno per chilogrammo di campione, mentre le diossine e i PCB te lo danno per picogrammo per grammo di grasso. Quindi abbiamo provato a fare anche due conticini, abbiamo detto ma prendiamo le singole uova dei singoli campioni, quanto hanno dentro? Allora, un uovo, il peggiore delle uova del campione che abbiamo registrato, che fra l'altro dei 4 è l'unico che pesca acqua di pozzo per dar da bere alle galline, gli altri acqua di rete. Diciamo, i livelli si avvicinano tutti sono abbastanza tutti equiparabili, però diciamo così, il contenuto è di un singolo uovo, siamo intorno ai 53-55 nanogrammi, un singolo uovo. È poco? È tanto? Insomma, a noi pare che sia tantissimo, no? Anche perché questi limiti, l'abbiamo detto, insomma, si sono abbassati nel tempo e li abbasseranno probabilmente ulteriormente, perché questo sappiamo come vengono fissati i limiti, dipende dalla forza che hanno le lobby, come sul glifosato appunto, cioè nel senso, in altri 10 anni. Perché ovviamente la Bayer, la Monsanto, tutti quelli che lo producono sono forti e quindi impongono questa cosa, cioè questo è il dato vero. Non è che al di sotto della soglia tu sei sicuro, non sei sicuro per niente, perché queste sostanze si accumulano e continuano a produrre effetti. E certo, più ne hai peggio è, questo è ovvio, insomma. Va bene, questo è. Quindi perché noi abbiamo fatto questa cosa? Proprio per dire, guardate che invece il problema c'è, e per mettere dei numeri, perché lo sappiamo anche noi che viviamo in un ambiente contaminato, che il cibo è quello, ma bisogna mettere dei numeri. Quanto? Tanto, ok? Allora, se è tanto, vi fermate, cara Regione Veneto, caro Dipartimento di Prevenzione, cari sindaci che siete responsabili anche voi della tutela della salute pubblica, moratoria su tutti gli impianti nocivi, subito, fermi, perché qua bisogna approfondire la situazione e capire qual è il livello. Dopodiché non si va ad aggiungere altro inquinamento, si va casomai a lavorare per risanare il territorio, per, come dicevi tu Tita, no? Fare un ragionamento anche sulle produzioni agricole. Invece lì sembra che, capito, una parte del territorio, lì, siccome è un territorio inquinato da decenni di industrializzazione, tanto vale. È un territorio, una zona di sacrificio. Là possiamo, la gente che ci vive, chi se ne frega, vive lì, va ad abitare da qualche altra parte se proprio vuole. Se invece vuole la comodità con tutto, si becca l'inquinamento. Questo è il ragionamento che fanno. Il discorso di fare l'isola dei fanghi è venuto fuori 2 o 3 giorni fa, di scavare il canale Vittorio Emanuele, il canale di petrolio, per riportare le navi che abbiamo vinto questa battaglia di non farle passare per il canale della Giudecca, per riportarle di nuovo alla marittima di Venezia, tutti quei fanghi che sono devastanti perché sono lì ma hanno accumulato quantità di veleni. Andiamo a smuoverli così come li facciamo circolare in laguna e a depositarli, a fare un'isola di fanghi velenosi di fronte a Fusina. Cioè, questa è la logica con cui vogliono fare. Zona inquinata, continuiamo a inquinare, chi si è visto si è visto. E noi diciamo no, adesso vi fermate perché qua la gente si ammala e muore e non esiste, e quindi vi mostriamo dati alla mano, sono pochi, fate più analisi, facciamo un'indagine sugli alimenti oltre che sulle persone, cioè, facciamola subito e intanto vi fermate. Questa è la logica e diciamo che su questa cosa qua intanto la notizia sta circolando parecchio anche a livello nazionale. Abbiamo scritto a tutti gli enti subito
abbiamo scritto agli enti competenti, a Zaia, ai consiglieri regionali, a tutti i sindaci della zona che sappiano, questi sono i dati. Adesso vediamo quanto ci mettono a rispondere, vediamo se non rispondono andremo a sollecitarli in qualche modo e capiamo, insomma, questo è il meccanismo. Era solo per dire che la lotta è fatta di tante cose, è fatta del lavoro con le scuole, è fatta del lavoro di controinformazione, è fatta anche di questi momenti di confronto, è fatto di manifestazioni di conflitto, che bisogna sempre generare conflitto perché sennò non ne andiamo fuori, ma è fatto anche di ricerca, di studio, di trovare dati per decostruire la narrazione dei nostri avversari, del nostro controparti, che loro ci raccontano un mucchio di balle, nascondono i dati, non guardano. La storia dei PFAS è emblematica, l'avete detta bene voi, non ci perdo neanche un secondo. Dobbiamo sbugiardarli, perché quando tu li metti di fronte a dei dati che sono la realtà delle cose, lì possono avere delle difficoltà, e su quello io penso si può anche provare a pensare a fare delle azioni legali, perché questa gente deve essere responsabile di quello che fa. Questi votano, devono rispondere a un dato momento, non è che se la possono sempre cavare con io non c'ero, non c'entravo, non sapevo, non sentivo, eccetera. No, adesso devono pagare per questi crimini che stanno facendo, perché questa gente ci avvelena, ci ammazza noi, le persone, i bambini, le generazioni che devono venire, e io che sono antispecista ammazzano anche il resto degli esseri viventi che ci stanno intorno e dai quali dipendiamo. Allora, sospendiamo, adesso è l'1:05, sospendiamo perché chiunque prendesse la parola adesso ovviamente ci porterebbe all'1:20, e ci vediamo per favore alle 3 in punto.